l'interrogazione non è solo sugli esiti del focus group, qualora sia mai esistito effettivamente, ma riguarda il fatto che appunto in questo momento vige un'altra volta una ordinanza dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per quanto riguarda la presenza di salmonella nei molluschi nella laguna. Io non so quante interrogazioni ho fatto assessore in 4 anni, non ho voluto neanche ricordargliele perché ovviamente ormai divento noioso a me stesso, ma temo che da qui al 2023 eh, ci rivedremo di nuovo ancora una volta o chissà quante su questo tema. Io mi auguro ovviamente che una volta per tutte si riesca a far chiarezza. Io le ricordo che quel focus group che abbiamo citato nell'interrogazione è stato da lei annunciato il 21 gennaio 2019, sono passati praticamente 3 anni. Adesso vedremo ovviamente cosa ci dirà nella sua interrogazione, però è chiaro che probabilmente è accettabile che tutto ciò accada senza che si individui né una causa, né una responsabilità, né una possibilità di prevenire quello che può succedere da qui, come dicevo, in avanti, mi auguro anche ben oltre il 2023. Per cui è chiaro che abbiamo depositato questa mozione. Ricordo solo due dati, così, perché sono riportati nella stessa interrogazione. Il 25 ottobre sono stati effettuati prelevamenti sui molluschi di alcune zone prospicenti gli scarichi del depuratore di Lignano. Dal 15 di ottobre il depuratore di Lignano non usa più lo scarico della condotta mare perché è guasto, ma scarica direttamente in laguna, praticamente Grazie, nelle vicinanze di quelle aree. Per cui attendo ovviamente grazie. la risposta dell'assessore con molta Prego, ansia. Assessore, esudiamo l'ansia del consigliere Sergo. Sì, io dovrei avere un po' più tempo di quello previsto, sono più di 3 pagine. Minuti, 3 minuti. In 3 minuti non riesco a leggere le 3 pagine che mi hanno dato, quindi darò la copia scritta della risposta e farò la sintesi che posso fare in 3 minuti, dicendo che in merito a questa problematica l'ARPA ha trasmesso all'azienda sanitaria competente e alla direzione salute un documento in data ottobre 20, quindi un anno fa. Questa relazione appunto non ha verificato appunto le correlazioni degli impatti sulla zona citata. Lo studio è un punto di partenza per capire e poter mettere in atto eventuali strategie future, non individua alcuna azione. Quando per sommi capi, scusate per restare nei tempi stabiliti Grazie. dal Consiglio, i risultati, seppure con qualche limite, hanno messo in luce l'associazione marcata tra la probabilità di rilevare la presenza e la stagionalità, quindi suggerendo un ruolo determinante degli eventi di precipitazione e in generale delle condizioni meteoclimatiche della stagione specifica. La laguna di Marano è impattata da molte pressioni, salto, e sia puntuali che diffuse, dovute anche a precipitazioni che possono influire sull'intensità di questi soggetti di pressione. I dati hanno evidenziato come per Marano diverse fonti di pressione interessano l'ambito lagunare e veicolano acque a elevate concentrazioni di batteri fecali, quindi batteri fecali sì. Eventi piovosi, ma poi lascio tutti gli atti scritti, quindi vado per titoli. Eventi piovosi accentuati tendono a incrementare le porate fluviali, l'emissione in laguna provenienti dal bacino scolante. Le dinamiche chimico-fisiche e biologiche sembrano spiegare perché gli eventi di intense precipitazioni, con un maggior rischio di alterare il livello di contaminazione di batteri fecali nell'ambito marino costiero, caratterizzato da una minore presenza di tali contaminanti rispetto a quello lagunare. La relazione evidenzia in particolare molteplicità di pressioni, il complesso sistema ambientale lagunare individuate non permettono pertanto al momento di individuare una relazione diretta tra le singole pressioni evidenziate e la contaminazione microbiologica dei molluschi nella zona marino-costiera. Quanto all'ordinanza dell'azienda sanitaria di competenza del 5 novembre 21,
relativa alla presenza di salmonella in un campione di vongole privato in Laguna di Marano, nella zona ovest, il giorno 25 ottobre l'ARPA segnala che da metà ottobre, a causa di alcuni problemi al depuratore di Lignano, il depuratore scarica in laguna, fatto comunicato dal CAFC. L'ARPA ha proceduto a campionare lo scarico in data 26 ottobre di quest'anno e le analisi oggi eseguite mostrano il rispetto dei limiti. ARPA nell'anno in corso ha inserito nella propria programmazione un monitoraggio microbiologico di indagine nelle acque lagunari durante la prima settimana di ottobre, quindi un mese fa, è stata effettuata come previsto una campagna di indagine in tutta la laguna. I risultati analitici non evidenziano, rispetto ai mesi precedenti, presenza di indicatori di contaminazione fecale particolarmente abbondanti. A seguito della comunicazione all'azienda sanitaria del 5 novembre, quindi qualche giorno fa, l'Agenzia, al fine di ricercare per quanto possibile le cause della non conformità, in data 8 novembre, ha proceduto al prelievo di 17 campioni di acque superficiali, di cui 9 in ambito lagunare, 5 da impianti idrovori e 3 da foci fluviali, nella zona ovest della Laguna di Marano. In tali campioni sono determinati indicatori di contaminazione fecale come da programma di indagine. Nei 7 campioni prelevati nei punti in prossimità della zona 16 UD/B, oltre ai parametri precedenti indicati, verrà ricercato anche il patogeno salmonella. In data l'altro ieri, in data 9, il 9 dell'11, scusate, in esecuzione campionamenti delle acque superficiali e degli altri punti previsti dal programma di monitoraggio di indagine nella zona di Marano e di Grado. A seguito della comunicazione dell'azienda sanitaria del 5 novembre, l'Agenzia, in aggiunta a quanto previsto per l'analisi dell'acqua dello scarico, a mero scopo conoscitivo, ha filtrato un campione d'acqua di scarico per determinare la salmonella ed è stata messa in lavoro un'aliquota per ricerca della presenza di DNA batterico salmonella. L'analisi, per soli fini conoscitivi, non ha rilevato presenza della salmonella. Essendo state eseguite le analisi fuori tempo massimo, non possiamo avere la certezza dell'assenza di questo batterio perché potrebbe essere danneggiato e quindi non più rilevabile. A seguito dello studio dell'ARPA, con decreto del 19 del 4/21, è stato costituito il gruppo di lavoro interdizionale che chiedeva il consigliere e strutturato e denominato interazioni tra produzioni ittiche, gestioni ambientali, profili sanitari, con la composizione seguente: coordinamento della direzione delle risorse agroalimentari, la direzione centrale risorse agroalimentari, la direzione ambiente, la direzione salute, la direzione del servizio di prevenzione, sicurezza alimentare, sanità pubblica e veterinaria e ovviamente anche l'ARPA. Questo gruppo si è riunito diverse volte, anche recentemente, discutendo delle tematiche di cui si accenna nella IRI. Ho letto velocemente per stare nei tempi, Bene, però va bene, consegna. completa a Ottimo. disposizione del Consiglio. Grazie, prego consigliere Selvo, 2 minuti. Sì, grazie Assessore, ma io le dico solo che parlando con il personale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ci hanno detto che loro non hanno mai partecipato al focus group. Io non so con chi l'avete, diciamo, istituito e costituito e chi si sta riunendo e da quando e come mai, però non mi interessa, nel senso che nella risposta c'è scritto, quindi la ringrazio ovviamente. Devo sentire ancora dopo 4 anni che a fronte di questi eventi non si sa ancora perché avvengono. Lei mi ha nominato le precipitazioni. Io, Assessore, credo che possiamo dirlo, quest'autunno avrà piovuto 2 giorni l'anno, cioè 2 giorni in tutto l'autunno. E lei mi torna a parlare di precipitazioni. Allora, io intanto le ho chiesto quali sono state le azioni per individuare le cause, ovviamente di questo caso specifico. A me va bene fare le analisi post e fare tutto, addirittura in ritardo, come mi ha detto, quella parte lì mi pare abbastanza inquietante, però insomma valuteremo anche su questo, dove nel caso specifico si deve andare a vedere se c'è negli scarichi la salmonella, lei mi dice che non c'è, ma siccome le analisi sono state fatte in ritardo, non è detto che ci sia. No, ma ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo oppure no? Perché a me va ben tutto,
Si chiede chiarezza da 4 anni. Se questa è la chiarezza che date in un'aula del Consiglio regionale, io veramente non lo so, non so più, Presidente, io mi appello anche a lei, perché come si può accettare una cosa del genere? Quando nel 2019 c'è stata la stessa situazione, scarichi in laguna del depuratore, poche settimane dopo, finiti gli scarichi, abbiamo trovato la salmonella nei molluschi, stessa identica cosa. Abbiamo fatto nel 2018, abbiamo detto c'è la salmonella nella costa di Lignano, vado a chiudere. È stata ARPA e FVG a dire vado ad analizzare il depuratore di Lignano. Hanno analizzato gli scarichi a mare e c'era la salmonella che veniva scaricata dal depuratore. Adesso dite ovviamente che ci sono molteplici forme di pressione, grazie. Diteci quali e andiamo a vedere chi è che dovrebbe gestire quegli impianti che stanno scaricando in laguna, perché se no fate come il presidente che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Udine, dove ha detto ma perché parli solo di Lignano? Parla anche degli altri depuratori. Grazie, chi li gestisce? Lui. Grazie.